Buonasera, anzi, buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entula Cagliari, è il penultimo, quindi il festival diffuso di Liberos volge quasi al termine. È un onore per noi stasera avere qua con noi Paolo Borzacchiello, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, così come ringrazio Giuseppe Deiana che dialogherà con lui. E lasciatemi anche ringraziare il partner di questo evento, che è l'agenzia DuWow, presente qua in forza, nelle prime file. Quindi lascio la parola a Giuseppe e Paolo e vi auguro buon ascolto. Beh, applausi. Allora, intanto grazie per avermi coinvolto in questa bella manifestazione e grazie anche di avermi dato la possibilità di leggere questo libro. Io faccio il giornalista, quindi anch'io lavoro con le parole, ma in un modo completamente diverso, e questo mi ha reso un po' più consapevole di certe cose, anche perché leggere il libro di Paolo Borzacchiello, che mi piace definire poi come un ingegnere, me lo sono segnato, delle connessioni umane e della linguistica. Allora, è un po' difficile forse come concetto, ma vi accorgerete mentre lui parla che invece poi viene tutto chiaro e si capisce qual è il suo ruolo. Lui è abituato a fare formazione, credo che anche stamattina fosse impegnato in un corso di formazione qua con la regione. Con la regione, esatto. Chissà che magari quegli uffici funzionino meglio. Ho delle mirabolanti notizie a riguardo. Ed è molto interessante, anche se è stato un po' come sedersi nel lettino dello psicanalista, perché tu leggi e dici, accidenti, ma quante volte avrò detto, avrò scritto queste cose senza rendermi conto di tutto quello che c'è dietro. E lui smonta e rimonta, è per questo che è bello chiamarlo ingegnere, smonta e rimonta il linguaggio e ci fa capire tantissime cose. A iniziare dal fatto, da quello che c'è scritto alla fine proprio cioè nella copertina del libro, dove c'è scritto le parole da scegliere, le parole da evitare per una vita felice. Allora, il concetto di felicità credo che sia fondamentale nello sviluppo di questo libro, anche perché il concetto di felicità può essere tutto e niente, soprattutto quello che noi pensiamo una condizione stabile di felicità è la prima cosa che Paolo smonta, è così? Esattamente. Partirei da questa cosa che mi mette di buon umore, che anzitutto grazie per l'ospitalità, sono molto felice di essere a Cagliari la prima volta, devo parametrare questa cosa su Sassari, quindi voglio esplorarla a fondo. Sentiamo cosa sapete fare per accogliere questa cosa fatta bene. Mi sembra siete in assoluto, ve lo dico di cuore, la miglior presentazione del libro che abbia fatto oggi, perché stamattina era formazione, quindi non avrei mai, e se state chiedendo ma a Sassari ieri hai detto la stessa cosa, la risposta è chiaramente sì. Ho detto la verità in entrambi i casi. Sì, parto dal presupposto. Allora, io vengo dal mondo della formazione, che ho sempre amato perché mi ha permesso di sviluppare con le mie capacità, di crescere, insomma. Se avete letto La parola magica, sapete la storia del piccolo Leonard balbuziente, eccetera, eccetera, che vi risparmio oggi, e quindi mi ha aiutato, ma mi ha anche sempre, come dire, confuso, perché ci sono un sacco di idee che secondo me sono profondamente sbagliate, poi ho scoperto anche da un punto di vista scientifico, nel senso che sono pericolose, tra cui è questa cosa del stare sempre bene, essere sempre contenti, essere sempre felici, pensiero positivo, visualizza sempre positivo e ogni cosa trasformarla in positivo, che non è il modo in cui il cervello funziona, perché il cervello funziona con degli alti e dei bassi, e quindi un po' più di sano pragmatismo, un po' più di piedi per terra in questo caso, quindi sogni grandi ma piedi per terra, è un po' la base di questo libro, perché tante persone mi hanno scritto nel corso del lockdown soprattutto dicendo ma io applico le cose, visualizzo, non riesco, e penso positivo ma non riesco, io rispondevo sempre per forza. Pensare positivo, pensa vero che è meglio, quindi parto da lì e dall'analisi di tutti quei danni che vengono fatti, purtroppo lo dicevo stamattina in regione, in modo inconsapevole, con le migliori intenzioni, animati da gran cuore, ma la verità è che se non collegate il cuore al cervello, se non avete coscienza di come funzionano le parole, le buone intenzioni
non bastano, e se non ci fossero dei neogenitori in questa sala, io poi farei tutto il pezzo sui genitori, che però non farò per lasciare il margine di tornare da me poi più tardi. Però insomma, mi piace parlare di questo. Vivere una vita che sia soddisfacente, contenta, felice, eccetera, ma senza la pretesa irrealizzabile del devo sempre essere in forma, devo sempre essere al picco della performance, quelle cose lì che non hanno ragione di essere. Proprio qualche settimana fa ho sentito un'intervista di Oscar Farinetti, che credo voi conosciate, un imprenditore di successo, ha creato prima Unieuro e poi Italy, e, insomma, adesso fa anche lo scrittore, perché scrive libri su... Vabbè, lo fa anche Di Maio, quindi. Non si può citare Di Maio anche... Non l'ho detto, non devo aver... Una fidanzata cagliaritana, quindi Di Maio. Vabbè. Resta incapace di usare i congiuntivi. Comunque, non che sia importante, insomma. Farinetti diceva che per essere fortunati non bisogna parlare di sfortuna, ma questo può bastare? Allora, può bastare, non lo so, ecco, anche qua sono d'accordissimo con la frase di Farinetti che non ho sentito, ma su cui sono molto d'accordo. E anzi, il tema di stamattina, tra l'altro, adesso guardo da questa parte perché c'è qualcuno che mi ha sentito stamattina e poi torna, non so per quale bizzarro motivo. Dicevo che molto spesso noi evochiamo, parliamo di cose che poi si manifestano nel nostro cervello. Questa è linguistica cognitiva, ok? E quindi se io parlo di certe cose, attivo nel cervello determinate funzioni, immagini e reazioni. Se parlo di altre cose, come la sfortuna per esempio, attivo comunque determinate altre cose. Aggiungo anche, uno dei miei principi è, attenzione, dei principi che ho preso da Lakoff e che divulgo nei libri, è evocare un frame lo rinforza, negare un frame lo rinforza, cioè anche il parlare delle cose brutte comunque ne rinforza l'esistenza. Aggiungo anche che parlare di sfortuna, per esempio, o fortuna, ma anche di fortuna, è un problema per il cervello perché vi deresponsabilizza da quello che è il vostro potere sulla realtà. Anche quando dite che siete fortunati, anche che fortuna, comunque è un modo per, come dire, distanziare da noi la proprietà di quello che abbiamo fatto. Si chiama self-serving bias, fortuna quando le cose vanno e ci piacciono, sfortuna quando le cose invece non vanno come vorremmo. Quindi proprio cancellerei entrambe le parole, uno perché parlare di cose brutte comunque le attiva. È la famosa regola del sfogati che ti fa bene, non è vero? Non fa bene né a te né a chi ti ascolta, soprattutto a chi ti ascolta perché ci manca. Quindi togliere dal nostro linguaggio determinate cose e proprio il concetto di fortuna e sfortuna perché insomma, ci allontana un po' da quello che possiamo fare davvero con le parole. E con le parole possiamo fare tante cose e ogni parola attiva, tu lo spieghi bene nel libro, attiva delle reazioni che sono reazioni chimiche del nostro organismo. Esatto. La cosa bella delle parole, quando si dice, c'è questo libro di marketing che ho letto quando ero piccolo, meraviglioso, poi tra l'altro mi permetterò di consigliarvi, è penso il libro di marketing per eccellenza, che insegna a vendere alle persone, a farle stare in un modo o nell'altro. E in questo libro straordinario si dice per esempio il verbo si fece carne. E arriva fra un quarto d'ora. Questa chi fa marketing la capisce. Ok, avete capito il catechismo, che marketing, fantastico. Sono dissacrante, questa è la parte in cui potete restituire il libro al libraio, dice no, non restituisci niente, ma sapete che vado abbastanza dritto sulle cose. Il verbo si fece carne non è una battuta. Se pensate che il verbo, cioè la parola, diventa chimica, che è materia, perché quando il tuo corpo produce un neurotrasmettitore, per quanto piccino che sia, perché parliamo di cose molto piccine, ma è qualcosa di fisico. Quindi è letteralmente così. Sento gente che non volevo interrompervi. È letteralmente così, cioè quando voi parlate, attivate delle funzioni nel cervello, memoria semantica, immagini, eccetera, che genera un messaggio che va all'ippocampo, all'amigdala e che produce la secrezione di ormoni neurotrasmettitori. Quindi fisicamente la parola crea la materia e fisicamente dovete stare molto attenti perché tutte queste piccole sostanze che avete in corpo possono farvi stare tanto tanto bene o non tanto tanto bene.
felicità e tristezza, tutte le emozioni che noi abbiamo sono di fatto chimica che noi poi descriviamo a parole. Ecco, con le parole giuste voi considerate che potete anzitutto selezionare la chimica che avete in corpo e aggiungo anche rinominare quella che magari avete che non è così piacevole, perché tanto alla fine la storia è sempre quella che vi raccontate, né più e né meno, o quella che vi hanno raccontato. In questo senso la parola ha un potere molto molto materico. E stimola, ogni parola stimola delle parti del cervello. Tu dividi, anche se poi spieghi che è una definizione forse un po' desueta o comunque un po' superata, sì, però la utilizzi per spiegare i meccanismi, sì, del sistema dei tre cervelli. Esatto, sì. Il sistema dei tre cervelli che è una metafora narrativa, perché non abbiamo tre cervelli, ne abbiamo uno, neanche sempre tra l'altro. E voi potete pensare perfettamente a chi sto pensando io. Io vorrei che tanto vedeste le mie nuvolette, perché devo veramente fare uno sforzo per contenermi, però sapete di chi sto parlando, chiaramente. Ogni eroe è un nemico, quindi io ho scelto il mio, che è il congiuntivo. Morale, insomma, questa cosa sì, perché davvero non si può sentire questa cosa. Io faccio parole di mestiere, soffro tantissimo ogni volta che sento queste cose. I tre cervelli sono comunque una metafora narrativa super interessante perché ecco, ci fa capire come noi funzioniamo a step. Quindi uno dei miei motti infatti è le parole giuste, perché dobbiamo scegliere le parole, nel giusto ordine, perché la sequenza è tutto. Vi faccio un esempio molto pratico di come a volte, e lo dico proprio con una punta di tristezza, perché mi dispiace quando mi scrivete che vi impegnate, che non riescono a darvi valore, che non vi capiscono. Io questo tour, lo dicevo stamattina, l'ho fatto totalmente a carico mio, è una cosa che sto gestendo io, che posso fare grazie a chi come voi mi ospita, ma è una cosa che faccio proprio di condivisione di valore perché mi dispiace vedere tanta gente che ci mette il cuore e poi non ottiene il risultato, perché magari non rispetta le sequenze linguistiche. L'esempio più tipico è quando parli con qualcuno di qualcosa, un problema, una cosa, mal di schiena, una situazione sul lavoro, su qualcosa che magari non ti piace tanto e ti senti rispondere, ma sì, dai, vedrai che passa. Dovrebbe essere successo. Vai da qualcuno, ti sfoghi un po' del tuo lavoro e ti dicono, ma sì, vedrai che passa. Questa frase qua, per esempio, che è bella in sé perché, voglio dire, mi piace indurre gli altri a pensare che ci sarà un mondo migliore, ma data come prima risposta, confligge con quello che è il mondo mentale del cervello rettile, cioè il cervello più antico, e quindi distinto ti fa perdere credibilità agli occhi di chi ti ascolta. E una frase che potrebbe essere buona, invece diventa cattiva e produce fastidio invece che piacere. Basterebbe metterla nel finale della sequenza, per esempio, per cui dire altre cose o non dire niente, per accogliere la persona e poi alla fine, semmai, consolarla. Come quando un figlio ti dice mamma ho paura del brutto voto e tu rispondi di getto dai tanto il voto non conta, conta l'impegno. Tu quante volte a me l'hanno detto un sacco di volte, mamma ho paura domani di prendere un brutto voto a scuola, tanto il voto non conta. Se te lo dico è perché evidentemente conta, se no non avrei paura di prendere un brutto voto. E dirmi il voto non conta, io capisco che è una cosa molto bella, per dirmi chiamerò lo stesso, conta l'impegno, tutte quelle cose lì, ma non vanno bene le sequenze. Quindi quando uno ti dice ho paura di prendere un brutto voto, la prima cosa che devi rispondergli, proprio per ingaggiare il cervello rettile, che è il primo dei tre cervelli, sarebbe da rispondergli ti credo, fai bene. Che vi fa ridere e sembra contraddittorio, ma il cervello, lo spiegavo stamattina secondo me molto bene, autoreferenza. Vabbè, l'ho spiegato bene, dai. Io sono una pippa, allora, faccio outing. Quello che vedete in Instagram o nei libri, lui che ha l'ego gigante, eccetera, sono io, tale e quale. Io so di avere delle aree di miglioramento importantissime, okay? Non riesco ancora a gestire il fatto che le persone mi tocchino, quindi e sono una pippa su 10 miliardi di cose. Non sapevo che a Cagliari ci fosse il mare. Quando mi hanno detto c'è il mare, ho detto pensa che cosa, cazzo, non avevo pensato. Quindi sono una pippa su altre. Sulla capacità di spiegare, so di cavarmela abbastanza bene. Quindi stamattina spiegavo questa cosa, sì, è inutile che dica signora. Non spiego bene? Vedi, mi sfidano.
Quindi stamattina spiegavo tutti questi concetti dei tre cervelli, delle migliori intenzioni, del fatto che dobbiamo, cioè, uscire dalla logica del basta l'intenzione positiva, perché non è così. Perché sì, fa ridere dire a un figlio sì, fai bene ad avere paura, ma la verità è che è esattamente quello che è in testa. E noi ci fidiamo, questo è il discorso che facevo stamattina, solo di chi la pensa come noi. Quando voi volete interagire, tu parlavi del fatto che io mi occupo di interazioni umane, che è la definizione che mi piace di più di me. Quando voi volete interagire con qualcuno, ottenere da qualcuno il risultato, che sia un figlio, che sia marketing, che sia comunicazione, la prima cosa da fare è essere credibili agli occhi di chi ci sta ascoltando. Se voi vi fidate di me, fiducia intrinseca, voi poi farete quello che vi dico di fare o farete quello che suggerisco di fare quando dico, per esempio, è uscito un libro e l'ho comprato. Molti di voi hanno comprato il mio ultimo libro senza aver letto l'indice. Ho detto è uscito e tutti l'hanno ordinato. E in tanti, fra l'altro. Perché? Perché se l'ho scritto io, allora vuol dire che è bello. C'è gente che non lo compra per lo stesso motivo. Se l'ha scritto lui sarà una cacata, perché tante persone ti vogliono bene, tante altre te ne vogliono un po' meno. Soprattutto quando rompi le uova nel paniere ai vari guru, formatori che ti dicono in 21 giorni cambierai la tua vita. Io scrivo che è una stronzata, ovvio che non compro i miei libri. È normale. Poi una volta o l'altra gli chiederò di portarmi qualche ricerca per farmi vedere che hanno ragione, ma non ce n'è mai nessuno che mi porta le ricerche. Anyway, io vi devo fare in modo che voi vi fidiate di me, perché il cervello non è razionale, il cervello funziona a razionalità limitata, cioè crediamo di essere razionali, ma non lo siamo per niente, siamo vittime di errori. Quella frase, il voto non conta, è un modo per far sì che il genitore ottenga la fiducia del figlio, oppure lo stimola troppo poco e non ottiene né un risultato né l'altro? Io penso che sia una questione consolatoria, no, poi non so i singoli genitori che cosa hanno in mente di fare. Dico soltanto che la frase è sbagliata, perché di chi ti fidi tu? Di chi ci fidiamo noi? Di quelli che in qualche maniera pensano come noi o rispecchiano il nostro modo di pensare. È scienza. Noi diciamo di voler abbracciare tutte le idee, anche quelle diverse, ma la verità è che ci fidiamo di più e ci piace di più chi la pensa come noi. Tutti quelli presenti in questa sala funzionano così e io funziono così. Poi mi piace raccontarmi la storia per cui sono una persona con la mente aperta, liberale, che apprezzo tutti, ascolto tutti, ma la verità è che se devo uscire a cena con 10 persone, preferisco uscire a cena con 10 persone con le quali mi posso trovare a mio agio. Più o meno avranno i miei gusti, più o meno si vestiranno come me, con cui potrò parlare di cose più o meno interessanti per me. Questa boiata degli opposti che si attraggono vale solo quando dovete copulare per riprodurvi, per il resto non funziona, è la verità, per il resto non funziona per niente. Quindi, chiudo, se tu dici a un figlio, immaginatevi lo scenario, il figlio è in testa, oddio, ho paura del voto. L'implicatura semantica, cioè quello che questa frase implica, di cui il figlio non è consapevole, ma le parole che noi diciamo dichiarano mondi nascosti. Se lui dice il voto mi fa paura per domani, ho paura di prendere un brutto voto, l'implicatura è che il voto è importante per lui. Ci siamo su questo passaggio? Okay. Quindi lui ti dice quella frase lì e in testa il voto per me conta. Tu gli rispondi, stai tranquillo, già è una bestialità da dire a un agitato. Non fai a dire stai tranquillo come mia madre che quando andavo a fare l'esame io balbettavo, avevo paura, mi diceva basta che tu stia tranquillo, e io volevo risponderle. Non riuscivo. Penso che vita. E quindi lui in testa, per me il voto è importante, tu gli dici il voto non conta, cioè gli contraddici perfettamente quella che è la sua percezione della realtà, che non significa che sia la realtà vera, ma se è percepita come tale è perfettamente reale. E quindi come può fidarsi un bambino di un adulto che gli dice esattamente il contrario di quello che pensa lui? Non ci può essere fiducia. È come quando ti fai male, vai a casa col ginocchio sbucciato, vi sarà capitato, sapete i bambini piccoli, sono questi personaggi alti poco, che mangiano, cagano e chiedono soldi. Quegli affari, succederà così. Già chiede soldi? Sì, però ci sta per arrivare, ma così con la manina io vedo che già avevo un piccolo soldino. Il bambino arriva a casa con la sbucciatura del ginocchio e il genitore, per consolarlo, mentre il bambino piange e urla, che sembra che lo stiano scannando, lo guarda e gli dice dai,
che non ti sei fatto niente. Il bambino pensa, sto per morire, forse mi amputeranno una gamba. Il genitore gli dice, è un taglietto. Papà, ma brucia? E lui ti risponde, no, non brucia. Vi dico così. Tu gli dici, papà, brucia? E lui ti risponde, no, non brucia. E tu dici, ma brucia. E poi dopo, quando ti dice, metti il disinfettante che non brucia, il cervello del bambino non è sciocco. Dice, se questo per lui non brucia e quello per lui non brucia, e poi sapete come finisce la storia. Con l'aggravante dei più perversi che se vai avanti a piangere ti dicono se vai avanti a piangere ti do anche una cinquina, così piangi per... Vedi che siete addestrati al dolore, io lo so, vi hanno addestrato alla sofferenza, piangi per un motivo. Penso che brutta cosa da dire che è un bambino, piangi per un motivo, cioè è una roba di una bruttezza secondo me planetaria. Un'altra cosa che mi è piaciuta, si sente, si aspetto il microfono. È una sfida importante. Allora, siamo... parlare a voce alta. Io sono... Ma sì, che vuoi che sia. Se andate su Wikipedia a come organizzare perfettamente l'impianto audio di una presentazione mia, non ci siete voi, tra l'altro. E io non la dirò quelli di Sassari, perché sennò ci fanno un mito, me lo mettono nei libri. Non gliela racconterò. Vuoi parlarmi intanto che... Sì, no, dicevo... una delle cose che rientrano forse in questo quadro è anche un passaggio molto importante che ho letto sulla questione dell'abito fa il monaco. Cioè noi diciamo sempre l'abito non fa il monaco, pensiamo di convincerci di questo, però poi in realtà quando vediamo una persona che non corrisponde ai nostri canoni, forse non siamo così in linea. Se poi non dice neanche le cose che ci piacciono, cosa succede? Succede che ecco, questo passaggio che tu hai detto è uno dei luoghi comuni che è stato nel libro. Perché il mondo, qualcuno di voi mi segue su Instagram? Bene, qualcuno di voi sta per seguirmi su Instagram? Gli altri, mettete follow subito, perché scrivo su Instagram, è il mio modo che ho per divulgare cose, ok? Su Instagram non faccio promo, non ci sono, ho detto che è uscito il libro, ma è divulgazione pura, perché per me, dietro il personaggio, a volte un po' sopra le righe, che mi piace anche incarnare, io sono molto timido, ancora mi vergogno a fare le fotografie. Può sembrare bizzarro, ma io sono di una timidezza assurda. Mi sono addestrato a fare le facce per fare le fotografie perché dico almeno mi vergogno tantissimo. È una cosa molto bizzarra. Poi sono andato in Rai settimana scorsa, ho visto un po' come andavo, dico beh, tutto sommato. Vabbè, ok. Quindi uno dei miti che mi piace, okay, è quello dell'abito che non fa il monaco, perché stamattina scrivevo su Instagram che io lo capisco che ci dia fastidio pensare che siamo giudicanti e che giudichiamo. Ma è così, è inutile stare a lagnarsi non è giusto che le persone mi guardino per come sono vestito, perché lo faranno lo stesso. Io sono l'antilagna per eccellenza, cioè impongo alle persone che lavorano con me di non lagnarsi. Io sento un sacco di gente che mi dice ma non è giusto che le persone mi valutino, mi giudichino per come mi vesto, perché mi vesto come mi pare. Io rispondo, vestiti come ti pare e ti giudicheranno comunque. Non è bello? No, ma è bello un mondo in cui le persone di bella presenza hanno stipendi più alti di quelli meno avvenenti. È bello un mondo in cui lo stipendio di un manager americano è correlato alla sua altezza, cioè più sei alto più guadagni. Non è il mondo dei nostri sogni, ma è inutile stare a lagnarsi perché il cervello procede per fallaci di ragionamento, euristiche, scorciatoie e bias. Punto. Quindi, se non vi piace di essere giudicati per come siete vestiti, sono affari vostri nel senso ampio del termine, perché l'abito fa il monaco. Giudichiamo e giudichiamo non soltanto per come ci presentiamo, ma anche per come parliamo. Perché il cervello ha bisogno di pochissimo tempo per poter decidere se fidarsi o meno. Pochi millisecondi. Quindi se io ti chiamo e ti dico, scusami se ti disturbo, la frase che ormai ripeto alla nausea, tu senti quelle parole lì, il cervello dice ok, ha detto quelle due parole lì, scusami, mi disturbo nella stessa frase, c'è gente che ride, perché sa di essere... E ho già fatto una prima impressione brutta di me che penso di dover disturbare, di me che penso di non avere valore. E io lo so
da dove arriva quella roba lì? Arriva da voi bambini che andate da papà o da mamma e gli dice mamma devo dirti una cosa importante, ti risponde non è il momento, ho una cosa importante da fare, che sapete cosa vuol dire in italiano? L'implicatura sapete qual è? Quando ti dicono ho una cosa importante da fare, vuol dire te non conti un cazzo, che non è quello che vogliono dirvi, io lo so, sono genitore, ho massima comprensione per questa cosa, ma è quello che il cervello traduce, si chiamano implicature. E non c'è niente da scherzare su questa roba, perché poi siamo adulti che scusami, ti disturbo, ti rubo, che impressione fate alle persone, che valore pensate che vi diano se voi per primi non ve lo date e non apprezzano quello che faccio, non apprezzano quello che dico. E io chiedo sempre, e te lo apprezzi quello che fai? E te lo apprezzi quello che dici? Perché è lì che si nasconde il segreto. Cambiare vita non è una roba da chissà quali cambiamenti epocali, è nelle parole di tutti i giorni. Sta diventando una cosa poetica questa presentazione, cambio subito il tono di voce. Poetica, io poeta, è la stanchezza. Però allora possiamo tornare indietro e riparlare di catechismo. Allora, non lo so. Anatemi. Qui però rischiamo, siamo diserapidi, poi c'è anche, ma sai lo spegni, mi stanno guardando. C'è anche la scomunica poi. Ma quella, guarda, fosse quello, anzi, ci farei subito una campagna di marketing straordinaria. Ho sempre sperato, anzi, di fare qualche polemica con la parola magica, dico, qualcuno protesterà invece. Però è anche vero un aneddoto straordinario, questo proprio poi parliamo di tutto il resto. E quando ho presentato i Mondadori Duomo a Milano, la parola magica, quindi parliamo del 2018, penso, okay? Io, immaginate i Mondadori, Duomo, bella fatta la presentazione, comincio a parlare, comincio a sentire dei canti. Dei canti talmente forti che non riuscivo fisicamente a parlare. Guardiamo fuori dalla finestra tutti, praticamente c'era un evento di comunione e liberazione in piazza Duomo e hanno cominciato a ballare, a cantare tutti i canti Gesù, salvaci, eccetera, eccetera, e ho dovuto alzare il volume e chiudere le finestre, ma comunque tutto il tempo a parlare di questa cosa ho pensato che scatenassero le forze del bene contro di me. Sul discorso comunque degli anatemi, vabbè, ce ne sono insomma parecchi di cui parlare, alcuni anche che derivano da lì. Quando un piccolo bambino viene guardato dalla mamma con un certo senso di riprovazione, la mamma lo guarda e gli dice: così fai piangere la mamma, così fai piangere papà, e più appunto perversi, così fai piangere Gesù, che attiva una serie di sensi di colpa. Immaginatevi il bambino piccoletto, così fai piangere Gesù, dice: oddio, cosa ho fatto? Poi gli unisce tutta la cosa che stamattina raccontavo ridendo, della cosa della gravidanza, per cui il bambino viene educato a, non tutti, voi siete in tempo, sai, la mamma guarda il bambino e dice: sai, sono 9 mesi di inferno, per farti nascere ho sofferto moltissimo, una gravidanza dolorosissima, 9 mesi impossibili. Il bambino dice: madonna, quante cose che ho fatto. Poi appena ne combina una, gli dici: fai piangere la mamma, fai piangere Gesù. Quando la mamma è girata, gli dà 2 scapaccioni e gli dice: lo faccio per il tuo bene. Capite che rovinare la vita di una persona non è così, lo faccio per il tuo bene. Pensa alla bruttezza di questa frase qua. Ti trattano male, in modo ingiusto, e poi ti dicono che è per il tuo bene, che diventi un adulto che sopporta le angherie degli altri, convinto che sia una cosa buona. Ma perché nel tempo però tutte queste cose si sono, come dire, affastellate una sull'altra? Cioè, perché questo tipo di cosa oggi l'analizziamo e in passato invece abbiamo continuato a distorcere magari le cose utilizzando queste frasi? Allora, il motivo non lo so. Io penso di essere il primo a prendere l'argomento della linguistica da questo punto di vista. La linguistica, ne parlavo prima in auto, è un argomento molto complesso, è un argomento estremamente poco funny, poco divertente. E io mi sono sempre chiesto come poter rendere questa cosa invece di appannaggio. E ho avuto l'idea mi prendo tutti gli studi complicati, difficili, eccetera, e li piazzo in un altro contesto. E penso di essere stato il primo, quindi il mio auspicio, e stamattina per esempio in regione, qua da voi, lo dicevo anche a pranzo con l'assessore, eccetera, è la prima volta che faccio un ragionamento così pratico e concreto con enti pubblici che mi lascia veramente molto ben sperare.
io penso che sia una questione proprio di pigrizia mentale e di ignoranza, nel senso che noi oggi sappiamo ignoranza delle cose, perché da genitore io ho sbagliato tantissimo, perché non sapevo che cosa facevano queste parole. Adesso che lo so, faccio il possibile. Quindi penso che siamo a una fase evolutiva da questo punto di vista. Mi piace pensare che noi siamo i primi a fare questo lavoro, perché io so che poi le persone che leggono i miei libri si impegnano quantomeno a fare un po' di buon linguaggio, e magari i loro figli saranno un po' meglio, e riscriveremo un po' il nostro patrimonio universale con il quale siamo stati allevati e cresciuti. Mi piace pensare a noi come, cito Gandhi, niente di meno di Gandhi, che stiamo in questo momento storico, noi oggi qua per esempio, piantando semi, lui diceva, piantare semi per alberi alla cui ombra non ci siederemo. Quindi noi dobbiamo fare i conti con la memetica, con la trasmissione ereditaria di informazioni e di cultura. Quindi veniamo allevati con queste cose, le trasferiamo e ci rimangono dentro. Si chiamano universali linguistici, sono per tutti uguali certi frame, certi schemi. Mi piace pensare che adesso che sappiamo queste cose, anche perché la scienza oggi ci dice sul cervello umano cose che 10 anni fa erano un sogno. Tre quarti dei miti che io smonto sono stati fatti in buona fede. Adesso la scienza ci dice questo, e quindi ben venga il fatto che noi iniziamo a parlare meglio. Chissà che i nostri nipoti, mia nipote, venga già, come dire, nasca già con, quando ce l'avrò chiaramente, ma non ce l'avrò perché se no, 2 figlie femmine non devono uscire con nessuno, mi ammazzo. Quindi, ma le mie nipoti, se mai le avessi, vengano già allevate con uno spirito linguistico diverso, perché abbiamo fatto noi già magari più oggi questo pezzo in più. Oggi è un pezzo in più. Anche perché una delle cose che si apprezzano leggendo il libro è anche che conoscenza è libertà, quindi più si conosce più si è liberi. Questo è anche un tema. Allora, non sono concordate le domande, ma mi esalto perché sono tutte domande super belle. Questo è anche un tema, perché per me saper parlare bene è una questione proprio di libertà. Se mi chiedete di cosa parla il mio libro, non parla di parole, parla di libertà. È un libro dedicato alla libertà di parola, tra l'altro. In questo momento storico medievale, oso dire, è probabilmente l'epoca storica in cui siamo meno liberi di parlare, in assoluto. Anche di scrivere, sì, guarda, mi bannano il profilo ogni 2 giorni, quindi quando scrivo un articolo per le testate varie, il Sole e altro, mi dicono sempre queste cose si possono dire, queste cose non si possono dire. Ce la vendono come il momento di grande libertà, in realtà oscurantismo puro. Infatti lo dico, mi faccio una promo, tanto non ho i diritti su quella roba lì, proprio è tutto beneficenza. È uscito l'altro giorno Orwell 84, il libro, nell'edizione critica commentata da me. Vi invito a leggervelo, perché poi vi faccio tutto il commento critico, ed esce l'11 di novembre La fattoria degli animali, sempre di Orwell, sempre commentata da me. Vi invito a leggervele quelle cose lì, perché mi piace pensare che uno si svegli e dica, caspita, cosa stanno facendo? E cosa ci stanno facendo? E tornando al discorso di libertà, è una questione proprio di linguaggio. La libertà è legata a quante parole avete, non a quanti social potete usare, perché lì è tutto finto. La libertà è quanti modi hai di descrivere la stessa cosa. Se io per esempio vengo addestrato da mia madre a essere gentile con le persone, mi dice, quando chiami qualcuno al telefono, faccio l'esempio di prima, nella sua semplicità, però quello più semplice, è quello che quasi nessuno di voi riesce a realizzare. Pur avendo letto io gente che stamattina sono stato presentato da una persona che ha letto tutti i miei libri, poi ci abbiamo riso e scherzato, legge tutti i miei libri, insegna alle persone le cose che spiego e al pubblico dice, scusate, vi rubo ancora 3 minuti. Poi siamo rossicati la lingua, abbiamo scherzato e riso. Però non è così semplice. Ecco, la libertà è questa. Mia madre mi insegna che devo essere gentile con le persone, che quando ti chiamo ti devo, come dire, mettere in condizioni di buon umore. E mi dice che la frase è, scusami se ti disturbo. Tu impari quello. La questione è che se tu dici quella frase, sei gentile, perché è una frase di cortesia, mica puoi chiamarla le persone e cominciare a parlare per i cavoli tuoi, cioè, mi voglio assicurare che tu stia in condizioni di potermi parlare. Il problema in questo caso è che per essere gentile rovino la mia immagine, faccio priming cattivo su di me. La libertà è mantieni l'intenzione, cioè sii sempre gentile, e ti insegno altri 10 modi
per soddisfare quell'interesse positivo che hai, che va mantenuto, l'educazione, la gentilezza, ma lo puoi realizzare in 10 modi diversi, nessuno dei quali ti fa male. Se avete un unico modo per descrivere le cose, siete poveri e patite quelli che le descrivono al posto vostro e ve le ciucciate tutte. Quando leggete i giornali, vi ciucciate i titoli che vi propongono e o siete capaci di vederci la versione alternativa o altrimenti subirete, uso il verbo in modo molto appropriato, subirete le narrazioni altrui. O impariamo noi a narrare le cose in modo diverso o subiremo le storie che gli altri ci raccontano tutti i giorni. Quindi questa è la libertà. Più parole avete, più liberi siete. Non è soltanto una frase che metto sulle magliette, sulle borse o altro. È la conoscenza rende liberi. Questa roba qua è la conoscenza rende liberi. Perché se non lo sapete, come fate a cambiare? Se non sapete che il proverbio, gli opposti si attraggono, è, diciamo così, un invito a sopportare persone che vi stanno sulle palle. Perché non è vero che gli opposti si attraggono, ma si attraggono di chi? Amore, vuoi venire al cinema stasera con me? No, mi fa schifo il cinema. E allora andiamo a mangiarci un sushi? No, non sopporto il sushi. Andiamo a farci una cenetta con 2 piedini di agnello? No, non sopporto i piedini di agnello. Allora andiamo a vederci un film della Marvel? No, li odio. E gli opposti che si attraggono? No, è la vita. Ma se voi non lo sapete, vi resta in testa e parametrate poi tutta la vostra vita sulla base di questo. Questo è il concetto della divulgazione che faccio io. Dire a una mamma o a un papà, guarda che se gli dici sei la gioia di mamma, non gli fai un regalo. Ogni volta che sarai triste, il bambino penserà, ecco, se io sono la gioia e allora lei è triste, vuol dire che io non sono abbastanza. Ecco tutte le persone che vengono da me con le manine, tipo i chierichetti, le manine giunte, chiedono, posso fare una foto? Non voglio quelle persone lì intorno, voglio gente che si liberi di questa roba qua, perché siete abbastanza, anche se vi hanno magari raccontato una storia diversa da questa. Questa è la libertà di riscrivere. Io non posso cambiare mio padre, lo dicevo stamattina, no, ieri sera. Il mio babbo sta morendo in questo momento. Ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. E non posso cambiare quello che ha fatto a me, al mio cervello, eccetera, perché degli insegnamenti che mi ha dato, alcuni sono belli, altri sicuramente meno. Non posso cambiarlo, ma posso decidere liberamente di ridefinire la faccenda in un altro modo. Invece di dire che era un rompipalle, posso dire che aveva molto a cuore la mia educazione. L'alternativa del severo autoritario. Dico, è vero, ma non lo so, però continuo a raccontarmelo, finirò per crederci e sarà meglio avere questo ricordo che un altro. Questa è la libertà. Da dove venite non lo so, dove andate vi posso dire che se usate le parole buone la scegliete voi. Questa è una cosa secondo me super bella che meriterebbe di essere, e infatti stamattina sono tanto felice di aver fatto questa cosa con la regione perché si inizia a ragionare in termini del divulghiamola tanto e mi rende molto contento perché ci vedo una cosa molto buona. Solo che abbiamo saltato qualche generazione, quindi congiuntivi. Congiuntivi, però è un bel esempio, dai. Io penso che sia adesso fuori di battuta un esempio bello e virtuoso che dovrebbe essere di ispirazione a tutti noi, perché chiunque di voi pensi io non sono capace, non ce la faccio nella vita, eccetera, voi considerate, se riesce a scrivere un libro senza saper parlare in italiano, io penso che sia un esempio di grande ispirazione per tutti voi. Quando pensate di non farcela, penserete a lui e direte, se ce l'ha fatta lui, io allora posso fare qualsiasi cosa nella vita. Non l'ho detto, non ce l'ha. Sono curioso di capire anche, quindi gli insegnamenti, diciamo, o comunque la linguistica strutturata così come tu ce la descrivi, lo studio di tutto questo, serve nella fase della crescita, oppure si può rimediare anche in fase adulta, per esempio applicandolo al business come si fa o ad altri settori? Sì, allora io parlo spesso di bambini per raccontarvi da dove arrivano magari a volte anche i vostri comportamenti, vostre attitudini. Questa cosa del senso di colpa, questa cosa della volte far fatica a condividere la gioia, per esempio, è uno dei temi importanti del libro. Tante persone non hanno nessun problema a parlare dei loro problemi e invece hanno difficoltà estreme a parlare delle cose belle. Perché? Sapete perché si fa fatica a parlare delle cose belle? Perché porta male. Pensate che cosa meravigliosa. Chimicamente è il contrario, perché parlare di cose brutte attiva ormoni dello stress, ti fa peggiorare la vita. Parlare di cose belle attiva endorfina comunque.
però ti dicono zitto ti porta male. Ecco, io quindi parlo dai bambini, dai ragazzi, infatti quest'anno è uscito il gioco in scatola, l'anno prossimo esce un libro per adolescenti che sarà pubblicato in 10 paesi del mondo, proprio su tipo la parola magica, però per adolescenti, con i fumetti e quella cosa lì. Perché? Perché dico, se si può partire prima meglio. Ma il cervello è neuroplastico. Quasi tutti i cervelli sono... vedete la nuvoletta? Quasi tutti i cervelli sono... In streaming non si vede, però c'è una nuvoletta qua. Bella, per esempio. Quasi tutti i cervelli sono neuroplastici, che vuol dire che tu il software lo puoi sovrascrivere sempre. E non è facile, e non ci mettete un giorno o 2 giorni o 21 giorni, Cioè un lavoro impegnativo. Uno dei problemi più grossi che potete incontrare è sottostimare l'importanza dell'impegno. Vi dovete fare il mazzo se volete cambiare modo di pensare, di reagire alle circostanze esterne, di fare business, di fare affari, di fare politica in modo diverso, cioè perché le parole poi dovunque le metti stanno. Ma la bella notizia è che il cervello, finché è in grado di elaborare informazioni, può cambiare. Tanto basta raccontarsi le cose. Non lo dico più, basta, non mi inviti più, vero tu? Non mi inviti più? Secondo me sì. Ha detto che non vuole più venire, che venga a Cagliari. Siete contenti? Facciamo una sommossa popolare? Devo andare solo a Sassari? No, tanto lei dice quella che fa anche Sassari, quindi non mi invita manco lì. Allora io andrò da qualche altra parte, non mi invita più. Sei già invitato per il prossimo libro. Comunque, e a prescindere, adesso fuori di battuta, lo uso anche molto per categorizzare un po' le mie affermazioni. Però il concetto è che possiamo riscrivere con calma, con pazienza, una parola alla volta, ma possiamo riscrivere il software a qualsiasi età e quale che sia la vostra storia. Ognuno a suo modo, ognuno con i suoi tempi, perché è sensato che io vi dica ognuno a suo modo, ognuno in base, perché non è vero, lo dicevo stamattina, che tutti possono fare tutto. È un mito del marketing, non è vero. Perché se tu hai un periodo che si chiama periodo critico a livello educativo, in cui ricevi certi messaggi, poi è più complesso e magari puoi fare delle cose invece di altri. Cioè, va detto questo, non avrete da mail, chiunque può fare qualsiasi cosa. Volere potere, non è vero. Se vuoi non ci arrivi, cioè, è difficile, cioè, ma preferisco un po' più di pragmatismo che vendere promesse da marinaio a persone che, pur di sentirsi dire quanto la vita è facile, poi abboccano quello che dici. Non voglio quel tipo di lettori. A volte un uomo mi ha chiesto una volta su Instagram: ma tu per tutte le cose che fai e per il numero di libri che vendi, eccetera, hai meno follower di quelli che mi sarei aspettato. Io ho detto, meno male, perché non è roba per tutti questa. Non è di massa, per quanto poi venda tanto, ma non è di massa, e non è per tutte le persone, perché vi sto dicendo che dovete impegnarvi, faticare, che non è così facile. Volessi fare massa, vi direi, potete fare quello che volete, sempre tutto in modo facile. Venderei il doppio. Su questo non mi piace. Mi è stimolato una cosa, c'è un passaggio bellissimo del libro in cui si dice che una delle frasi è pessimistica, è quella, ma tanto passano sempre i raccomandati. Sì, sì. Io ho un cugino che ogni volta che una delle nipoti, delle persone di famiglia trova un lavoro, chiama e chiede chi l'ha raccomandato. Quindi mi ha fatto pensare tantissimo. Sì, ma quella frase lì passano solo i raccomandati, pensa, che l'ho scritta perché me l'ha insegnata mio padre, che faceva un lavoro che non gli piaceva, e per giustificare il fatto che altri facessero carriera e andassero avanti, mi continuava a dire, nella vita vanno avanti solo quelli raccomandati. Io da piccolino mi ricordo che a mia madre chiedevo, ma è vero? Perché mi sembrava strano. E avevo 5-6 anni e dicevo a mia madre, ma è possibile che sia davvero così, mamma? Che se io non divento bravo, vabbè, strano, a 5 anni questi discorsi non si dovrebbero fare, secondo me. Però, insomma, voglio dire, mi rendo conto che ho delle... però mi pagano, quindi potete definirmi brillante o geniale. Vabbè, se è gratis è strano, se è pagato è brillante. È proprio, è una questione di linguistica e non è una battuta. Io lo dicevo stamattina, faccio quello che facevo da piccolo, semplicemente che adesso mi pagano per farlo e quindi ho questa aurea di quello esperto. Ma sapete cosa faccio io? Cosa facevo da piccolino? Quando la gente giocava, i bambini giocavano, si divertivano, eccetera, io stavo in disparte a guardarli da lontano, osservandoli, scrutandoli,
li analizzavo perché mi vergognavo a parlare con loro, perché di solito poi mi picchiavano, e questo era il grande finale. Che già dicevo, già ho la vita dura, che balbetto, sono sovrappeso e asmatico e daltonico. Più mi devi anche picchiare, dicevo, non è proprio una cosa bellissima. Cioè, sono io l'unico che dovrei picchiare te, perché ti dice meglio la vita, ma già non riesco a respirare, più mi picchi, che cazzo, non è proprio una cosa bellissima. E quindi la tristezza immonda. E quindi, ma è vero, esattamente così. Mi picchiavano perché tartagliavo, ma si può. Dico, già è brutto, più mi aspettavano fuori da scuola e mi tiravano anche le bombette dell'acqua, anche d'inverno, che non era una cosa bellissima. In più a casa le sentivo perché non devi tornare a casa bagnato. E io dicevo, mamma, non è che mi sono buttato nel fiume, mi tirano le bombe, non so se anche qua le usavate, le bombette d'acqua d'inverno, cioè, non è una cosa bella. E morale, quindi ho imparato a stare distante dalle persone, le guardavo, le analizzavo, eccetera, eccetera. E mio padre mi diceva, sei strano, sei strano, sei strano. Adesso, quando le aziende mi assumono, sapete, mi assumono per fare cosa? Per stare in disparte. Osservarli tutti, guardarli, mettergli un po' di ansia, perché quando li guardo io poi mi viene ansia, e dicono che faccio questo lavoro benissimo. È una cosa che trovo veramente deliziosa questa, perché non sono cambiato di una virgola, solo che ho cominciato a mettere parcelle altissime. E questa cosa mi ha trasformato da psicotico a genio. E a volte ancora io in ufficio dico, pensa che c'è gente che viene a sentirmi, lo trovo, in senso buono, ma lo trovo mirabolante, direi mirabolante. Sì. Però queste sono le emozioni che si leggono e si vincono dal libro. Chiuderei proprio parlando di emozioni e di incantesimi, perché c'è una parte bellissima del libro che racconta gli incantesimi, che sono anche, insomma, quelle cose che ci sono state dette da piccole, non ci hanno detto solo gli anatemi, ma ci hanno detto anche, insomma, quelli che poi hanno stimolato in noi gli incantesimi. Allora, gli incantesimi in realtà li ho inventati io, perché a me non li hanno mai raccontati. Allora, vi dico questa per dirvi, io perché racconto questa cosa? Anzitutto perché mi piace raccontare in modo divertente cose che non sono divertenti, che comunque è una dote pure questa. E poi perché molte persone quando mi incontrano, mi sentono parlare, eccetera, eccetera, hanno a volte il retropensiero del ma si vede che devi essere portato. Oppure si vede che devi avere qualcuno che crede in te. Si vede che lui ha avuto sapete questa cosa degli sponsor, dell'autostima. Ecco, a me piace raccontare questi fatti per dirvi, guardate che la vita, cioè, anche per me a volte è molto bizzarra e a volte davvero impegnativa. E quindi se sono riuscito io a fare qualcosa di interessante, perché mi diverto, faccio una bella vita impegnativa ma divertente, cioè voglio dire, non ho avuto questi privilegi particolari dalla nascita, nasci bene, studi bene, cioè ti credo, mio padre ogni volta che mi vedeva leggere mi diceva sei grande, grosso e ciula, che in milanese non è una cosa bellissima da dire a un bambino sovrappeso, asmatico, balbuziente, e per dirti, mia madre, sono andato, non so se qualcuno ha visto questa mini puntata che ho fatto sulla Rai 1 la settimana scorsa, vado a fare questa cosa su Rai 1, presento il libro, poco perché questo Biden si è messo a parlare col Papa per 50 minuti, devo andare lì per 2 ore, ho fatto 40 minuti, mi sono anche un po' incazzato, ho detto chi è che ha fatto tardi? E mi hanno detto che era Biden, mi sembra il presidente. Quello che per parlare di risparmiare il clima è andato a Roma con 80 macchine che consumano 12 litri al chilometro, quello. Chiudo l'argomento, perché veramente... Ora torno a casa e dico, mamma, mi hai visto in televisione? Ah, sì, sembra molto più grasso. E io ho detto, vabbè, grazie, perché sa che per me è un punto debole. E fa, e in più, sai che sembri proprio con i capelli molto più bianchi? Ma la televisione che ingrassa e sbianca? Ho detto, non lo so mamma. E poi in modo così simpatico dico, altro fa, sì, volevo dirti che l'anello che porti all'indice, con quelle scarpe come hai vestito, sta veramente male, hai fatto brutta figura secondo me. E a un certo punto mi dice, e ti dirò di più, avevo anche la tachicardia. Io ho pensato, oh che bello, forse era emozionata per me, perché avevo paura che tartagliasse e ti prendessero in giro. Quindi aveva paura di fare brutta figura a lei. Quindi gli incantesimi me li sono inventati io, non me li ha insegnati nessuno. Sono frasi che mi piace pensare potremmo tenere a mente per ricordarci che cosa possiamo fare davvero. Uno degli incantesimi è indossa sempre le tue parole migliori,
per dirvi che quando scegliete un abito, una camicia, un maglione, qualsiasi cosa, se dedicassimo altrettanto tempo almeno a scegliere le parole con le quali presentarci, avremmo già fatto tanto. A volte la gente si mette a fare diete assurde, sta lì a contare gli ingredienti, ti stanno a raccontare cosa sono le proteine, i carboidrati, i grassi, eccetera, che va bene saperlo, per carità, e poi parli così come ti viene. Ecco, se noi mettessimo un po' di cura anche nelle parole, come ci vestiamo, come mangiamo, eccetera, eccetera, sarebbe molto fico. Un altro incantesimo è, che mi piace tanto e che magari usiamo per, poi se avete qualche domanda, insomma, mi fermo tutto il tempo che desiderate, quindi quei 4-5 minuti volentieri. Però il timing era tutto il tempo, ho detto, ma gentile Paolo, 5 minuti. Le parole che usi mi dicono da dove vieni, sapete la mia frase, le parole che scegli mi dicono dove vuoi andare. Io non so da che parte venite o che storia vi hanno raccontato, ma so che potete raccontarvi un finale diverso attraverso la scelta del linguaggio. Questo per me è un incantesimo. Uscire di qua, anche soltanto fosse questo, pensando posso scrivermi la storia che voglio, a prescindere dalla storia che mi hanno raccontato, per me questo è un incantesimo. È la frase che uso spesso, siamo storie che camminano. Siamo storie da dove veniamo, storia quella che oggi vi state raccontando qui con me, perché vi state raccontando una storia di questa esperienza, storia su quello che farete domani, è tutta storia. La nostra vita è storia, da dove veniamo, cosa stiamo vivendo, cosa faremo, è tutta storia, sono tutte parole e le potete scegliere. E questa è la conoscenza che rende liberi, che è il motivo per cui ho scritto questo libro così strano, dopo tutti i libri tecnici che ho scritto per Gribaudo, tutti sugli ormoni, le neuroscienze, la vendita, quelle palle lì, ho detto, questo libro lo voglio dedicare alle persone che mi seguono su Instagram, che mi scrivono, eccetera, per dirvi, guardate che si può. Non è facile, ma si può. Sì. Qualcuno ha visto la cosa su Rai 1? Vi è capitato? Nessuno, per fortuna. Se vi capirà di guardare il link e poi fatemi sapere se sembro davvero più grasso. Così le scrivo alla stronza e dico, mamma guarda che non è mica vero. Cattiva. Voglio bene, dai. Ci sono domande, così stimoliamo altri 10-15 minuti, perché poi c'è l'aereo. Sì, poi c'è un po' di firme, se volete, qualcosa. Tutto calcolato per fare tutto quello che serve. Avete domande per me? No? Perfetto. Ah sì, qualcuno sì. Arriviamo. Facili. Ieri sera c'è stata una, Sassari, che mi ha lasciato senza parole per la lunghezza e per la totale incomprensibilità. Poi l'ho fatta allontanare la signora. Veramente. E voleva aspettare fuori, volevo chiarire. Va bene così? Una ansia pazzesca, mi ha fatto venire, mi seguirà. Prego. Buonasera Paolo. Ciao. Vorrei fare il discorso inverso. Tu dici le parole condizionano il nostro modo di essere, come ci presentiamo e quant'altro. Io invece vorrei capire quanto le situazioni nostre, che siano positive o negative, sì, condizionano il nostro linguaggio. Oh, che bella domanda. Allora, le situazioni che noi viviamo condizionano tantissimo il nostro linguaggio. Faccio un esempio molto, molto pratico. Se tu tieni in mano una tazza di caffè caldo, per esempio, quindi possiamo dire una situazione che puoi vivere, o sei seduto su una poltrona molto morbida, o indossi un maglione, mi pare di vedere morbido, con il collo alto, eccetera, non so che colore sia, ma sembra morbidoso. Sì, per me, guarda, è indifferente. Ieri mi hanno detto, ci troviamo nel Palazzo Rosa. Io vedo tutto grigio, capirai che cazzo di indicazione, datemi il numero civico che mi aiuterà di più. Ma insomma, tu sei vestito in un certo modo, per esempio, pantaloni di velluto, cotone pesante, qualcosa. Comunque, sei sulla fase morbidina. Morbidina nel senso di vestito, okay? Non è la giacca col collo inamidato, per dire, con il collo alto, eccetera. Quel modo lì che tu hai di vestirti produce nel tuo cervello delle reazioni chimiche, si chiama embodied cognition, cioè cognizione incarnata. Se ti passi in mano anche una bevanda calda, il tuo cervello comincia a incarnare il morbido del maglione, il morbido del pantalone, il morbido della seduta, il caldo del caffè,
e tu cominci a elaborare la realtà linguisticamente parlando con metafore come dolce, morbido, caldo, eccetera. Potresti definire questo intervento come caloroso benvenuto, empatico me, eccetera, eccetera. Quindi le esperienze che voi vivete si traducono in parole. Per quello che dico, le parole che uso mi dicono da dove vieni. Perché se uno mi usa certe parole, io so dentro il suo cervello che tipo di situazione c'è. E questa situazione è spesso e volentieri mediata dal circondario. Magari leggi 3 articoli particolari, il tuo cervello scappa su certi freni, ti cambia il linguaggio. Ti cambi la giacca e cominci a parlare in modo diverso. Guardi qualcuno in una web call in streaming attraverso un vetro, per esempio, quelle persone che stanno guardando in streaming, ciao, hanno un'esperienza percettiva diversa dalla tua che mi guardi dal vivo. Perché da te sono 3 metri, da lì sono tanto di più. Quindi il modo di parlare che voi avete dichiara il tipo di realtà che state vivendo. Se mi guardi attraverso uno schermo, non userai gli stessi aggettivi per descrivermi che invece usi guardandomi da una sedia morbida a 3 metri di distanza. Quindi certamente le parole che usate dichiarano il vostro mondo interiore a livello di percezione di ormoni e di chimica. Ed è per quello che poi possiamo fare la correzione. Perché io sento che uno che mi dice duro, rigido, teso, duro, rigido 3 volte, io non so per quale motivo sta parlando in quel modo. Sarà per come è seduto, sarà perché ha la scrivania di vetro, sarà perché ha gli uffici di marmo, non lo so. Però so che quel tipo di parole lì dichiarano un certo tipo di situazione interna. E quindi io posso trasformarti il linguaggio per farti cambiare la chimica a seconda delle circostanze di quello che voglio che sia l'esito dell'interazione. Quindi tutto il modo in cui voi parlate, anzi, guarda, hai dato uno spunto secondo me di riflessione per tutti, molto bello. Fate un po' il conto delle parole che ripetete più spesso. Vi capiterà di dire in un giorno, ho detto tante volte questa cosa. Quando dite tante volte una certa cosa, un certo modo di dire, un certo tipo di frase, è perché qualcosa dentro sta succedendo. E non è questo la sede per, come dire, spiegarvi che cosa, ma solo essere coscienti. Caspita, io quando mi scopro che in un giorno, a volte mi capita, in un giorno mi sento che dico 3-4 volte una parola, una frase. Io sono molto, come dire, circolare nel linguaggio, mi sono addestrato a usare il vocabolario in modo a spettro ampio proprio per evitare di cadere su certi errori. Però a volte mi scopro a dire tante volte di fila certe parole. Mi fermo e dico, caspita, ho detto 5 volte di fila sta cosa qua. Qualcosa mi sta succedendo. Mi fermo, ci ragiono, poi io magari ho lo strumento per capire cosa mi sta succedendo, magari voi ancora no, ma ci si può lavorare. Ma già fermarsi e chiederselo è il risveglio, è il velo di Maya che se ne va, è la pillola di Matrix che prendete per... Perché vedete questa roba di Maya? È una cosa bella. Ho detto qualcosa che non va bene. Oddio. Era un po' una cosa Maya questa. Il vero di Maya. Ok, con la Y. Quindi ragionateci, una bella domanda è per tutti quanti quando vi ascoltate ripetere tante volte le cose dite perché lo sto dicendo? Perché la realtà intorno, voglio dire, vi faccio leggere 200 articoli di giornale scritti in un certo modo, dopo mezz'ora ti cambia modo di parlare. È normale. Quindi fare attenzione a come parliamo è il modo migliore per cambiare quando serve. Ok? Beh, figo. E poi c'era una domanda lì? C'era una domanda, sì. Qui il signore... È facile anche questa, se si può. Sì, facilissimo. Sentite, sì. Perfettamente. La domanda è questa, ma utilizzare il linguaggio per gestire, per creare emozioni, movimenti ormonali verso gli altri, non può determinare che diventiamo delle persone finte, delle persone plastiche, delle persone costruite, che non siamo più noi, ma soltanto il robot che possiamo essere leggendo e applicando questi metodi. Grazie. Allora, questa è una domanda. Te la rigiro. Nome? Sandro. Allora, dimmi una lingua straniera che non conosci. Ce ne sono tante. Una? Sì. Russo? Tedesco. Ok. Immaginiamo che tu voglia imparare il tedesco, perché dici mi piace, voglio imparare il tedesco. Tu cominci a imparare questa lingua straniera. Inizi a descrivere la realtà o quello che sta capitando
non soltanto in italiano con il modo che hai di parlare, ma anche in tedesco. La mia domanda è, tu parlando in tedesco diventeresti una persona finta? La risposta è no. Magari all'inizio, guardate che questa domanda è importante, molto importante, perché se noi abbiamo la convinzione che cambiando il linguaggio diventiamo finti o ci snaturiamo, poi queste cose non le faremo. Quindi colgo l'occasione per chiarirlo. È semplicemente imparare una narrazione diversa, una lingua straniera diversa. Quando impari a parlare una lingua straniera, non menti. Se dici la verità in italiano, la dici anche in tedesco. Se sei di pancia, di cuore, eccetera, in italiano, lo sarai anche in tedesco. Non all'inizio. Perché quando impari a giocare a tennis, per esempio, il primo diritto che fai non è naturale, è finto. È finto perché dove metto il polso, come lo giro, quante dita, il piede destro, il piede sinistro. Quella parte lì che tu senti come finzione è la parte che si chiama di dissonanza cognitiva, cioè il mio cervello mi fa sentire strano perché sto forzando la mano a scegliere la parola giusta. Quindi è un po' robotico all'inizio, ma è robotico nell'espressione del gesto, non nell'intentus. Okay? Poi il fatto che diventiamo più consapevoli certamente mi porta, quando parlo con voi, a decidere quello che mi riguarda come voglio che vada questa cosa. Io non entro in una sala con 200 persone dicendo speriamo che vada bene. Punto. Questo mi rende robotico, probabilmente mi rende molto calcolatore. Sì, io calcolo un sacco, ma calcolo in funzione valoriale. Cioè io so che voi vi siete pigliati la strada, il tempo, a un orario tra l'altro un po' bizzarro, vi siete fatti tutta questa esperienza, avete i libri. Per me è valoriale calcolare il mio umore in base a quello che voglio trasferire a voi. Quindi questa parte di calcolo c'è, ma penso che dipenda molto dal tipo di utilizzo che fai del calcolo. Quindi se è robotico per me pensare, ok, come voglio farle stare, come voglio stare, un po' di calcolo c'è, ma è un calcolo animato dal fatto che se io calcolo bene, voi avete passato un bel pomeriggio. Io torno a casa stanco ma contento, sono tutti contenti. Quindi da un lato c'è la naturale, chi di voi ha fatto un po' di pratica con i miei libri saprà che all'inizio ti senti un po' strano. All'inizio non sai come parlare. Se capisci metà del libro, tu stai zitto per 6 mesi. È la verità. Come va? Scusa, no. Oh, cazzo, ho detto scusa. Volevo dire, non voglio dire, no, non ho detto 2 volte no. Cioè, va avanti così, a un certo punto io sono lì a cena e dico, ma oggi con l'assessore, a un certo punto ho detto, guarda, facciamo che mi parli normale, perché sennò io non è normale, insomma, ma è giusto. È dissonanza cognitiva. Se volete imparare a fare qualcosa di, come quando, voglio dire, uno parla inglese, qui però di nuovo i riferimenti sono evidenti, quindi uno parla tedesco, se no pensate a quello che non è capace di parlare inglese lavorando agli esteri, non voglio che pensiate a questo. All'inizio ti senti un po' strano, ma è normale. Io anzi vi dico, sì ce l'ho, se non vi sentiste strani e un po' robotici, vuol dire che non state facendo niente. E mi piace la persona, lo dico di cuore, che si preoccupa di questo effetto, perché vuol dire che ha capito l'importanza di quello che stiamo facendo e si vuole semplicemente preoccupare del facciamolo bene, creiamo valore sempre. Quindi è normale. Poi diventerete tipo dei Terminator, per cui io voglio che tu adesso abbia cortisolo in corpo. Vi dirò questa parola. Non finirà così, se non per voi. Per alcuni sì. In compenso, come dicevo anche ai vostri colleghi stamattina, ieri, eccetera, la promessa che posso farvi è che applicando i miei libri, praticandoli tanto, resterete da soli, perderete tutti gli amici e buona parte dei parenti vi toglierà il saluto. E quindi mi piace darvi questo messaggio natalizio. Mi vedo Natale, tutti collegati in Instagram, ma Paolo ci fa gli auguri, perché finirà noi da soli, però l'avete voluto voi, perché tutti sentite sempre, tutti gli anni, che pare non voglio andare a fare pranzo. Io vi aiuto a fare questa cosa qua. Se fate la metà di quello che dico, il vostro destino è solitudine. Ma meglio pochi che buoni. Meglio pochi ma buoni. Va bene. Va bene. Siete contenti? Sì? Tutto a posto? C'è altre domande? Sì. Buonasera, allora io volevo chiederle rispetto a una... Chiederle a me? Sì, a chiederti, Ok. È una giornalista ed è abituata a dare delle a tutti.
Ok, va bene. Allora, se è possibile, dell'eccellenza. Anche per educazione, perché così mi hanno insegnato. Anche Chi per non educazione. conosco, devo Ah, dare quindi dei io consigli. sono maleducato se gli do il tu. Senti l'implicatore. Va bene. Bello parlare con me, vero? Divertente. Prego, mi dica. Io sono assolutamente d'accordo sul fatto che Sta per arrivare una cosa pesante. no, il modo in cui definiamo la questione, il problema è già un modo per affrontarla. Mi chiedevo però come si fa ad evitare di correre il rischio di mistificare la situazione e quindi non leggere correttamente la realtà, perché pensavo all'esempio del padre, no? Anche su una storia Instagram tua, che io ho risposto così, il tipo ti diceva mio padre è una persona, lo insultava e tu gli hai detto puoi ridefinire tuo padre per avere una bello cosa quello. migliore, perché io ti seguo subito in termini dicendo che ha fatto tutto ciò che era per lui possibile fare. Sì. Però il rischio di una definizione che tende un po' al positivo, che sembra di essere positivo, si corre il rischio, mi pare, di mistificare e quindi di non leggere correttamente la realtà, ma se io non leggo correttamente la realtà, allora posso agire sbagliando e quindi non affronto correttamente neppure il problema. Sì, sì. E io ho letto anche 7 lezioni e mezzo sul cervello, che è bellissimo, grazie per il Bellissimo, sotto lezione mezzo sul cervello. Allora, che domanda? Madonna, che domanda. Avevo detto facili, e invece... Vabbè, voi non potete immaginare la soddisfazione che ho io a sentirmi fare domande del genere. A una presentazione di un libro, 200 persone che mi fanno queste domande qua. È una cosa di una bellezza straordinaria e ti rispondo volentieri. Non corro il rischio di mistificare la realtà, perché la realtà già è sempre costantemente mistificata. Partiamo da questo presupposto. Qualsiasi ricordo che voi avete in testa non esiste. È la narrazione mistificata, distorta, che il cervello fa rispetto a pattern pregressi, funzioni cognitive e bla bla bla. Non esiste per definizione alcun ricordo che non sia mediato dalla narrazione che ne hai fatto. Quindi la mistificazione c'è sempre. Al limite la scelta è come decido di mistificare, che è già un passaggio importante. Qualsiasi cosa che voi avete in testa è falsa, o potenzialmente falsa per definizione, perché quello che è successo ieri può essere descritto in 10.000 modi diversi. Tu ne scegli uno che è mistificatorio rispetto al dato di fatto. Stop. E questo è un dato. Si chiama l'illusione della memoria. I ricordi non esistono. Questo è il passaggio iniziale. Qui subentra la conoscenza. Cioè, come e perché decido di mistificare. Ovvero, io per esempio ho dei ricordi bruttissimi di mio padre che mi costringe a mangiare cibo che non voglio. E mi costringe in modo non fisicamente aggressivo, ma a volte può essere più aggressivo anche senza mettere le mani addosso. E sono dei ricordi orribili. Io sento una condivisione personale, ma stante le domande mi sento di farlo. Io quando sento odore di finocchio, la verdura lì, crudo o cotto, ho il cognate di vomito. Mi viene proprio da star male. Solo sentir l'odore sto male. Perché? Perché il ricordo è abbastanza spiacevole. Io potrei, con le capacità che ho, sai cosa? Farlo diventare profumo di rosa. Sono capace di prendere un ricordo e cambiarlo come cazzo mi pare. Ho insegnato ipnosi, non ho difficoltà a cambiare il ricordo, ma me lo tengo. Sai perché? Perché così quando mia figlia mi dirà questa cosa mi fa schifo, le dirò, ma c'è qualcos'altro. Mi sono commosso. Ok. No, perché è un tema importante. Però, che cazzo di presentazione. E purtroppo c'è caldo, sento un po'. Però adesso, mio papà sta morendo, cosa mi devo ricordare? Devo vivere altri 40 anni o 50 anni con un ricordo brutto. Certe cose le tolgo, certe cose me le tengo. Cioè questa è la scelta. Io decido certe cose di non... Molte persone si stupiscono perché quando vado a fare le presentazioni parlo con tutti, firmo libri per tutti, faccio le foto con tutti. Mi dicono, ma alcuni altri invece famosi fanno gli stronzi. Io questa cosa non la farò mai nella vita morto, piuttosto vengo mezz'ora prima. Perché? Perché mi ricordo perfettamente tutti i vaffanculi che ho ricevuto quando ero piccolo.
dai clienti quando facevo il porta a porta, e non me li mistifico quelli, me li ricordo tali e quali. Scelgo alcuni passaggi di cambiarli perché penso che sia più utile per la mia vita con voi e per quello che sto facendo. Cioè, è lì la scelta. Comunque la narrazione è un atto di finzione scenica, non ne puoi uscire da questa cosa. Voi domani, quando vi ricorderete di questa cosa, ne parlerete, io spero bene, comunque starete mistificando, racconterete il vostro pezzo. Io potrei farvi fare un tema a 200 che siete, avrei 200 temi diversi. Qual è la realtà? Sono tutte reali e nessuna è vera in senso lato. Quindi scelgo quali pezzi raccontare in modo diverso e quali pezzi tenermi. Questa secondo me è la libertà di scelta. Ok? Che domande? Ok, a posto? Direi basta perché ho una cosa nell'occhio, ho questo pulviscolo fantastico. E va bene. Posso Siete contenti? Paolo, l'ultima cosa, perché poi capirei io del microfono, a meno che non si scarichino. Esatto. L'ultima domanda e la faccio al Paolo, non al formatore. Paolo? Sì. Sono Oddio. curioso di Mi sa che- quando hai definito, quando hai capito quello che avresti fatto da grande, cioè quando il tuo è un mestiere che in pratica hai un po' inventato, un mestiere che Sì, me lo hai sono messo io da solo. quando è che l'hai codificato, quando hai capito che poteva essere un mestiere, Ah. quando ti è venuta l'ispirazione, cioè quando hai avuto la botta del flusso canalizzatore tipo... Sì. Ve lo dico subito. Allora, io, questo passato mio triste, tormentato, eccetera, si sa, ok? Finché un bel giorno l'Enel mi stacca la corrente perché non pagavo le bollette, perché non avevo soldi, e quindi mi hanno tolto la corrente. E allora ho detto, qualcosa devo fare. Ho detto, mi iscriverò a un corso di formazione, avevo tipo 19-20 anni, ma già lavoravo da solo, mi stavo rendendo autonomo, eccetera. Allora vado da mio padre e dico, papà, c'è questo corso americano, di una scuola americana, ai tempi erano tutte scuole americane, che costa però, non so se 4 milioni di lire ai tempi. E dico, me lo voglio pagare da solo, lavorando, però mi dovresti firmare la garanzia per il prestito in banca. E lui mi ha detto no, giusto per... Ma io ero molto capace, molto caparbio, allora ho chiesto a un amico e questo mio amico mi ha firmato, era il mio superiore in grado nell'organizzazione di cui facevo parte, mi ha firmato il prestito. E ho fatto questo corso in questa scuola americana. Io mi ricordo che è comparso questo trainer, questo relatore, vestito bene, il doppio petto, la cravatta, e parlava benissimo ed era sicurissimo di se stesso ed era proprio, dicevi, ha cominciato a parlare e vedevo che proprio affascinava le persone. E io lì, sapete visto il Blues Brothers, il film? Quando lui vede la luce, io ho avuto il faro in testa e ho detto, io voglio fare questa cosa qua. Poi ho detto, voglio diventare come lui. Poi non sono riuscito, perché sono diventato molto meglio, ma l'idea... Però ho visto questo e ho detto, io questo voglio fare nella vita. Così. Poi ho preso la piega dell'intelligenza linguistica perché mi sono appassionato, eccetera. Però mi ricordo quel giorno come se fosse ieri ed era più di 20 anni fa. Okay. Grazie Paolo, grazie Giuseppe. Guarda, un'intervista bellissima, bella, mi sono divertito un sacco. Grazie a voi, soprattutto se avete compilato il questionario che vi abbiamo lasciato, che sarà utilissimo per noi per conoscervi meglio. Quindi se l'avete fatto, grazie e buona lettura. Solo un'ultima cosa io, se posso. A voi, grazie per avermi organizzato questo tour bellissimo. A voi per aver permesso che questa cosa accadesse, perché io ci metto la parte, ma senza qualcuno che mi ospita non sarei qua. Quindi un applauso per voi, per Wow, per il nome. E se non mi inviteranno più, ci vediamo l'anno prossimo? Va bene. Buon rientro, ciao.